Un elemento di punta a livello nazionale. Il riconoscimento si riferisce alla protezione civile della nostra regione e arriva dal capo del Dipartimento Nazionale Gabrielli, che oggi a Palmanova è intervenuto al passaggio di consegne tra la Provincia Autonoma di Trento e il Friuli Venezia Giulia nel coordinamento della Commissione Speciale Protezione Civile. Andrea Romoli. Il terremoto in Lunigiana è un non evento. All'inaugurazione del nuovo centro di protezione civile di Palmanova il prefetto Franco Gabrielli va all'attacco di chi sta facendo allarmismo sulla situazione in Toscana. Non evento perché la situazione che stiamo gestendo al momento è per fortuna una situazione molto limitata sotto il profilo dei danni strutturali, ma in queste situazioni sono sempre anche preoccupato per il sistema, perché se il sistema non lo tuteliamo anche nel far comprendere alla gente quali sono le responsabilità, quali sono i livelli di intervento, poi alla fin fine diamo la sensazione che nulla funziona, nulla è in grado di dare risposte, che sono le cose che i cittadini chiedono. Nel corso della sua giornata a Palmanova Gabrielli ha parlato di un sistema di protezione civile che in Italia è ormai a 4 velocità, con regioni molto indietro e altre all'avanguardia, e su tutte una punta di diamante, il Friuli Venezia Giulia. Da oggi, con la creazione del nuovo centro di coordinamento, già ribattezzato il Cubo, la nostra regione si candida di fatto ad essere un centro di riferimento europeo per gli interventi anticatastrofe. Una sala crisi con 36 postazioni operative da cui prendere le grandi decisioni strategiche, una sala operativa interforze in cui tutti gli attori della difesa civile possono lavorare fianco a fianco su 45 postazioni computerizzate e poi grandi server per accumulare dati e i più avanzati sistemi di comunicazione. Il tutto in una struttura completamente autonoma dal punto di vista energetico, grazie ai generatori e ai pannelli solari. Francamente è inevitabile che oggi possa essere percepito come un investimento eccessivo rapportato alla difficoltà dei tempi che viviamo. Credo però che gli investimenti in sicurezza non siano investimenti mai mal spesi. E dal nuovo centro di Palmanova si potranno coordinare interventi di emergenza anche nelle vicine Austria, Slovenia e Croazia.